Salve a tutti, parliamo ora della forza di attrito. Quando un corpo scivola su una superficie, tra esso e la superficie si crea l'attrito che rallenta il movimento, impedisce che scivoli, cioè va contro, si oppone allo scivolamento. E allora, vediamo un po' di capire la situazione. Qui abbiamo un corpo su una superficie. Sul corpo agisce chiaramente il suo peso, che è massa per accelerazione e gravità, perché questa è una conseguenza seconda legge di Newton, che forza è massa per accelerazione, quindi peso è massa per accelerazione e gravità. E secondo la terza legge di Newton abbiamo che la reazione, il corpo preme col peso sulla superficie e la superficie, il suolo, agisce sul corpo con una forza ugualmente grande e contraria all'altro verso. Ho indicato con Fn, si indica così, oppure semplicemente con N, perché è la forza normale, che significherebbe perpendicolare alla superficie. Ok, poi adesso immaginiamo noi di tirare il corpo nella stessa direzione del suolo. Si crea un attrito che va chiaramente sempre in verso opposto al movimento, perché l'attrito, questa forza di attrito, si oppone sempre al movimento. Tuttavia dobbiamo fare ancora una distinzione, si parla di forza di attrito statico e dinamico. Però si calcolano entrambe allo stesso modo. Quando il corpo sta fermo sulla superficie c'è bisogno di più forza per riuscire a muoverlo rispetto alla forza che serve dopo quando è già in movimento. Quando è già in movimento l'attrito si oppone di meno, si potrebbe dire, e quando invece sta fermo ci vuole di più. Però adesso in entrambi i casi la forza di attrito come si calcola? Cioè, da cosa dipende in realtà? Dipende da quanto il corpo preme sulla superficie, anche se l'attrito è in questa direzione, però dipende dalle forze in questa direzione. Di solito si indica proprio questa, la componente perpendicolare al suolo. La forza di attrito è la forza perpendicolare, ovvero è un coefficiente che moltiplica questa forza perpendicolare. Questo coefficiente si indica spesso con la lettera greca mu. Si calcola semplicemente così. Adesso, se si parla di attrito statico o dinamico, semplicemente cambierà il valore di mu. In varie tabelle potete trovare i valori per vari materiali, cioè un materiale che scivola su un altro materiale. E noi sappiamo che questa forza normale appunto è ugualmente grande al peso, che è massa per accelerazione e gravità, quindi la forza di attrito, se siamo su una superficie orizzontale, mu, il coefficiente d'attrito, che moltiplica m per g. Ok, importante è che questa forza è perpendicolare alla superficie sulla quale ci muoviamo. Infatti dovremmo stare attenti a come si calcola quando la superficie non è orizzontale ma è inclinata, e questo lo vediamo in un altro video. Comunque, ancora questo devo dire, con queste forze, se il corpo comincia a muoversi, cosa possiamo dire? Mettiamo che questa forza appunto questa forza F riesce a muovere il corpo, però qual è l'effetto sul corpo? È dato da F, ma l'attrito si oppone, quindi la risultante delle forze, la somma vettoriale di queste forze sul corpo nella direzione orizzontale è F meno FA. Certo, nella direzione verticale queste due si annullano, che sono forze opposte in base proprio alla terza legge di Newton, ma queste no. Quindi quello che fa muovere il corpo è F meno FA. Questa è la risultante.
si calcola quella differenza proprio perché sono nella stessa direzione F e FA e sono in versi opposti. E questo qui adesso possiamo utilizzarlo con le leggi di Newton, forza e massa per accelerazione, ma la forza dobbiamo mettere la risultante delle forze, quindi questa è uguale massa per accelerazione. Poi in qualche caso può succedere che l'accelerazione è nulla, che il corpo si muove di moto uniforme. Questo succede quando F meno FA è uguale a 0, perché otteniamo che qui l'accelerazione deve essere 0. Sì, quando F meno FA è uguale a 0 significa che la forza è uguale alla forza di attrito. Può succedere. Un esempio in cui si annullano le forze che muovono un corpo è anche quando i paracadutisti si lanciano. Cioè all'inizio si muovono di moto accelerato, ma a un certo punto, mentre cadono e aumenta la loro velocità, la resistenza dell'aria diventa uguale alla forza peso e da quel momento in poi la risultante delle forze su di essi è uguale a 0 e continuano a muoversi di moto uniforme con la velocità che avevano fino a quel momento prima. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.